moglie all'improvviso mi fa la femminista e dice che la uso, che sono un egoista. E dopo 10 figli, che è il minimo normale per fare una famiglia un po' meridionale, mo c'ha la psicosi di rimanere incinta. E sono 2 o 3 mesi che a letto mi tormenta. Metti il preservativo! È questo che mi frega, perché il preservativo purtroppo mi si piega. La pillola la ingrassa, la spirale c'ha paura, rifiuta ogni amplesso un po' contro natura. E proprio l'altra sera mi ha preso in contropiede, con una vestaglia nera che si vede non si vede. Mia moglie ha sussurrato: ho letto 2 espressi, il metodo più usato per fare bene il sesso. Per la donna in corriera, come la signora che sta sotto, il metodo sicuro è il coyote interrotto. Wow, wow. Wow, wow. Il coyote interrotto. Che cazzo hanno inventato e che inventeranno dopo? Io al massimo ho saputo la pecorina e il lupo, l'orsetto travestito, la zuppa del biscotto, ma non ho mai sentito il coyote interrotto. Sarà una nuova moda che viene da New York. Può darsi che si goda come Jurassic Park. Io sono aperto a tutto, sono pure animalista, ma il coyote interrotto manca a quark, l'ho visto. In un primo momento il coyote interrotto mi faceva pensare a un diabolico oggetto, un computer speciale che si applica a letto e che per via genitale collegava internet nel momento cruciale che precede l'orgasmo. Parte in tempo reale un segnale dal cosmo che agli spermatozoi chiava una martellata e protegge l'ovaia dalla grande frittata. Ma pensandoci bene è un sistema da VIP, non sarà addebitata che a bolletta la SIP. Questi te lo mettono in conto come trader urbane, e a sto punto c'ha un costo come andare a puttane. Quando c'hai 10 figli come caccioli campi, tocca fare dei tagli che non ne fa manco ciampi. E ahì sto coyote interrotto, tutto questo grande mistero. Ieri sera l'ho fatto. Devo essere sincero? È una grande strunzata, un rapporto normale, e non c'entra una mazza quello strano animale. Metti su la canzone di Fred Bongusto, quella 3 settimane per togliersi il busto. Dopo il solito bacio ed il solito abbraccio, altre 3 settimane per rompere il ghiaccio. Lei si apparta nel bagno, tu ti spogli di fretta e stai lì come un ragno in calzini e maglietta. E comincia pian piano questa locomotiva, lo standuffo di un treno che non sai dove arriva, e si sente l'attrito fra i binari e le ruote. Una volta partito a fanculo coyote, si avverte nell'aria una brezza nostrana. Com'è buona la cicoria con la carne montana. Si comincia a volare al momento più bello. Un marondo coyote sul passaggio a livello. Lei s'afferra a maniglie del segnale d'allarme, mentre il treno deraglia, oramai non si ferma. Tutto intorno mi trema e si scansa di botto. Hai capito? Sistema del coyote interrotto.